qui questa sera perché vogliamo presentare il Vangelo in un modo diverso. Noi sappiamo bene che è un obbligo per ogni figliolo di Dio, per ogni credente, annunciare il Vangelo. Questa sera noi lo vogliamo annunciare con la musica, con una rappresentazione teatrale, e quindi io spero che tutto questo possa raggiungere i vostri cuori. Se questo non succede, significa che abbiamo sbagliato noi qualcosa. Io mi auguro che ognuno di noi questa sera possa riflettere su quello che è il messaggio, che non è un messaggio vecchio, è un messaggio ancora nuovo, è un messaggio giovane, è un messaggio importante per ognuno di noi, e che ognuno di noi questa sera possa uscire da questo locale con la gioia nel cuore che solo Dio può dare. Vorrei fare una preghiera insieme a voi, vorrei mettere tutta la serata davanti al nostro Signore, davanti a Dio. Vi chiedo di abbassare la testa e di chiudere gli occhi se volete. Padre, ti ringraziamo questa sera, ti lodiamo per come tu ci hai portato qui, per come hai guidato ognuno di noi nelle prove, Signore, per presentare questo spettacolo, che non è uno spettacolo qualunque, Signore, ma è un messaggio della buona novella, è il messaggio del Vangelo che tu ci hai affidato. Ti preghiamo affinché ognuno di noi questa sera possa scoprire la freschezza di questo messaggio, possa sentire nel cuore la gioia e soprattutto la tua presenza. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Grazie di essere venuti, vi auguro di assistere a questo spettacolo e mi raccomando, dato che non siamo dei professionisti, dato che non lo facciamo per mestiere, mi raccomando, qualche applauso in più non fa male. Grazie. Sì, vedi come mi la fa, perché a me non mi piace ascoltare. Ciao. Buongiorno, Salvatore, tutto bene? Tutto bene. Salvatore, scusate, ma che sta facendo il vostro operaio? No, ci sto facendo costruire una cappellina per un santo che mi ha fatto una grazia. Una cappellina? Che la vita fa una cappellina? Don Salvatore, invece di costruire cappelline, statue, ma non sarebbe meglio credere e onorare solo a Gesù? Onorare a Gesù? Ma io onoro a Gesù. Io sul petto c'ho proprio il tatuaggio di Gesù. Sul braccio sinistro tengo a Padre Pio. E quando siamo carcerati mi facendo tal quale prendo fare il braccio destro. Non mai capito, adesso scusate troppo. Io e Dio stiamo in contatto. Quest'anno per i suoi santi ti ho fatto costruire 3 cappelline. Che stia a guarda. Speriamo che la fatica non prende manco una va. Sì, Don Salvatore, io ho capito, però Dio vuole solo che noi onoriamo e amiamo Gesù. Le cappelline, le statue non fanno la differenza, è nel cuore, è lì il suo posto. Vabbè, voglio
poi ci vorrebbe, tengo che fare, Don Salvatore, però, scusate, vi lascio un Vangelo, quando c'è un po' di tempo, leggetelo. Buona giornata. Non voglio non essere nessun quadro, cazzo. No, ma io conosco la disciplina, non provo aiuto. Era soltanto l'abitudine di esserci dei chili, sentirsi poi si vuole la vita. Non lasciamo perdere, aiuto. Stamattina tutto a posto, carico. Sta a posto, sta a posto. Ma ragazzi, ancora intanto, non mi ci ma quando pure siamo Vicenza da brava persona, si mette sempre a disposizione. Vabbè, continua a faticare, ma me ne vado pure io perché già raggiungere la mia amica. Mi raccomando per stasera, Quindi allora, hai visto? Ciao, Puppetto, tutto a posto? Stamattina voglio una scuola, Sì, tutto a posto. Un professore di matematica mi voleva parlare. Mi ha intrattenuto un po'. Che può fare? Ti ragionare un po' sempre tarda mattina. Fa troppa assenza. Vabbè, potresti perdere l'anno. e meno male che è tutto a posto. Vabbè, ma tu sai, perché sta sempre un po' motorino con la mia un grande azzuso. Un grande azzurro. Sì, un vibro. Un vipero. Salvatore, un buffone. Ma che dici, sta lei? Comunque non ti preoccupare, cucinare ci parli. Un motorino ci rientra, perché deve studiare per diventare ingegnere. Dici bene. Ti stai tra 40 anni, che ti deve 16 anni sta ancora per sta media. Un tempo che ci mette non me ne importa. Io non ho avuto la possibilità di studiare, le possibilità ce l'ho, quindi andate a studiare. Poi va te, ne capo ragione. No, Salvatore, però è una cosa. Perché prima di venire a casa di macchina di Luisa e Vittoria, forse pure a religione, come a casa una borsa. Anzi, la prima cosa i soldi, mi ha fatto pure uno spizio, va? Ma io sono sì cristiano, Luisa, che cosa? Oh, mamma mia, ma come sapere che non sta alla moda? Sono negozi di scarpe, vestiti, magazzini importanti. Devo scrivere, capite, volevo dire Luisa, Vittoria e Luisa Giorgio. E poi ci vuole un interprete per capire. Comunque fate sempre al solito, va bene, ecco qua. Non ti preoccupare, Due e tre, bravo, porto morisi. E chi l'ha visto mai sto viso? Chissà se ci rimane qualche cosa. Va, poi c'è prima, Non ti preoccupare, Salvatore, ci vediamo a casa. Pure perché che stasera dovresti fare una bella cena leggera. Un bello cucchiaio non fortunato con una bella putaletta. E mangiamo leggero. Pure ma non visto la banana. Mamma mia, state buone, Salvatore. Falla mente sempre. Falla meglio. E dici, la cena leggera. Vabbè, poi me ne vado pure io. Ma raccomando per stasera, E avevo troppo dopo preoccupato con me. Dai a fare, allora la devo fare una, la devo fare, non vai a fare la legna, arrivederci. stasera mi sento a lei. Qui. Sta lei a tu. Grazie, don Salvatore. Si sta voce
mi trovo. Ma non sono da fare. Guardate che sia uno scherzo, non mi sto divertendo, No, non è uno scherzo, stai sereno. Stai con Luca? Non ti preoccupare, non avere paura. Ma non mi trovo. Vieni con me, vieni, a vedere la storia più bella ed importante di questo mondo. Non aver paura. Vedi? O via chi l'uomo seduto, lo vedi? È Luca. È Luca l'Evangelista. E sta per scrivere qualcosa di veramente importante, qualcosa che ha a che fare anche con il tuo nome. Ascoltalo. Caro Teofilo, poiché in molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che sono accaduti in mezzo a noi, anch'io, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa accaduta, te le scrivo per ordine, in modo tale che tu abbia la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Che sia storia con Signore nostro Cristo e Salvatore, cavoletta sacrificato, la vita sua per salvare, allo cielo scendete candela, in una cotta dolce, che si fa su dei poverielli, e non lasciate in tutte stelle. Quando a 30 anni lieto giornale, stevo giù a battezzare, in dalle acque si immergente, io battesimo solo facendo, camminando curato sull'anno, mutrai Andrea, Simone Giovanni, e la ricetta vanita con me, amore in vita, andare a vedere. Alti nuove cose, camminando l'ora vedere, o Signore passiamo per strada, viva sana città e studiare, la Maria, Marta, lo fratello sono risorgente, 5.000 vetero fanno, e le sfamate di misci coppa la banca e il capannara, la netta subito temporale, o via Dio mare la ducco, e tutto subito sappido, quando miracoli in Palestina, Gesù faceva la sera mattina, e subito al lato di cetta a lui, ora in Italia è scesa tra loro. Ma non è chista o tradita, e da calma io guardavo, a 30 dei mano facendo arrestare, e non sappiamo facendo buttare, e fu condannato, mentre parlava liberato, fu condannato perché Allah, Gesù diceva è uguale. Dopo una croce fu indiuvato, e servigliati andava a ballare, a pace con Dio e pace con te fa, dalla salvezza all'umanità, dopo 3 giorni del sorgente, gli apostoli a non fare, a come mai battezzato, la tindono alla Trinità. Diceva tutta la terra, a notizia la buona novella, capa grazia siamo salvate, per me delle ballate, oggi detto un affittamento, non sapevo che non indietro, 100 giorni ritornerò, a casa rubata mi porterò. Questa è la storia del nostro Signore, ha cominciato in anno solo, che a certi certi sacrificati, la vita sua faceva salvare. Nel cuore prezzi e prima, io potevo sentire vicino, non mi mettere a paura, perché ti indavo non ce l'assi su, non ci mi mettere a paura, perché ti indavo non ce l'assi su. Questa storia inizia a Betlemme, dove il bambino sta per nascere, e ci sarà una grande gioia in terra e nei cieli.
Perché tutta sta felicità. Non ti preoccupare, il lubriatore che tu volevi vedere sta venendo. Però, Salvatore, io ti devo avvisare che da quell'evento sono passati circa 30 anni ed io e te siamo solo spettatori, non possiamo intervenire. No, Salvatore, non sono necessarie tutte queste croci che stai facendo. Dio ama gli uomini e vuole essere adorato in spirito e verità. Buongiorno Gesù Cristo, dopo montagne strette e tutta gente attorno a voce sola e sentette e comincia a parlare e come sarà il futuro e quando coppa terra non ci starà più scura. Via da Dio, cosa profondo coro, perché orecchie ti ha parlato l'ora, eppure Dio da vostra niente, perché stesso Signore una carezza e cultura e continuano a dicere a tutto quanto all'altra che sofferenze no rimane solo passata. Sti parola sono una spazio e tempo, vale la pure con noi, quando sarà vento. Via da Dio, cosa amore e pace, che Dio sarà nel più assai verace. E piano buio guardiamo mezza mia, avete tormentata, ma di compenso parlerà. Che se valeva allora? No, sempre solo piedi prima. No, ti sbagli, Salvatore. Queste parole valevano allora, ma valgono anche per sempre. E non solo queste parole, ma anche la grande misericordia di Dio per gli uomini. Ecco, guarda, tra poco arriverà una donna cananea e andrà verso Gesù a chiedergli un miracolo. Ascolta quello che dice. Gesù, Signore, figlio di Davide,
aiutami, ti prego. Mia figlia è malata, guariscila. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Abbi pietà di me. Non è bene prendere il pane dei figliuoli per gettarlo ai cagnolini. Dici bene, Signore, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. Quando accetto, Signore, vindocò, sospiro e salvo capitatore. Ho passato negli ombra di un timore e cambio solamente col creatore. Quando accetto, Signore, vindocò, ma la vita c'è stata e una stanza che arriva per Gesù. Ma la vita c'è stata e una stanza che arriva per Gesù Cristo stesso. Perché la vittoria della importanza non sanno che Dio si realizza. La vita c'è stata per una stanza. Dice che abbiamo più perdono, non ha capito niente la salvezza. Si dice ma sul lavoro fuori, non si affida bravo dalla grazia. Dice che abbiamo più perdono, l'amore di Dio è tanta forte, dolce l'amore di non immaginare. Sacrificare un figlio troppo alla croce per tutto quanto gli è l'umanità. L'amore di Dio è tanto forte e dolce. E di dolore sei di gioia, si accende Gesù navigatore. Salvatore, la misericordia di Dio è grande. Ognuno di noi dovrebbe essere un ambasciatore davanti al regno di Dio. Vedi, ora il Signore sta affidando una missione molto importante ai suoi. Ascolta bene. Padre, ci ha dato un comandamento per portare la buona novella al mondo. Ma come possiamo fare? Noi siamo gente semplice, giusta. Avvicinatevi, vi spiego. Gesù che mai alla
eravamo usciti da un pozzo. Qua Gesù incontrerà una donna samaritana e parleranno. Tu senti buono quello che si dicono, così capirai il perché dell'inutilità di costruire cappelline e immagini in vari luoghi. Non può l'uomo chiudere Dio tra quattro mura e servirsene al suo piacimento. No, Dio è spirito e verità, vuole essere adorato così come Egli è. Donna, dammi da bere. Come mai? Tu che sei giudeo chiedi davvero a me che sono una donna samaritana? Se tu conoscessi chi sono io, avresti chiesto tu a me di darti acqua viva. Signore, il pozzo è profondo. Dove hai quest'acqua? Se fossi tu maggiore di Giacobbe nostro padre che ci diede il pozzo e ne bevevi stesso insieme ai suoi figli, al suo bestiame. Chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Chi beve dell'acqua che io gli do non avrà mai più sete, ma diventerà egli stesso fonte di vita eterna. Io so che deve venire il Cristo, il Messia, ad annunciarci ogni cosa. Sono io che ti parlo. Dopo l'acqua fresca della samaritana, dopo costumata, ovvero t'aspettavo a vedere Cristo, a prima conoscenza l'acqua fredda sempre Cristo.
Quando giunsero nel Tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava e gli dissero: con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: anch'io vi farò una domanda. Se voi mi risponderete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano tra di loro: se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta. Risposero dunque a Gesù: non sappiamo. E anche egli disse loro: e neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Tutto popolo del mondo, con barbocchi, la ragione, sulla sorte di tutti. La gente non voglia dare niente di bandiera, la corrente non voglia dare più, niente alla casa, sempre tutti più. La gente non voglia dare niente di bandiera, la corrente non voglia dare più.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, e venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare la seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Cuore
Poi giunsero in un podere, detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e beate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne e trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi. Basta, l'ora è venuta. Ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino. In quell'istante, mentre Gesù parlava ancora, arrivò Giuda, uno dei 12, e insieme a lui una folla con spade e bastoni, inviata da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è in lui, pigliatelo e portatelo via sicuramente. Appena giunse, subito si accostò a lui e disse: Maestro! E lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Ma non si scordate che noi siamo solo spettatori e che non possiamo intervenire. Vabbè, ma nessuno la invade, vi la rinnegate, chi se ne chiude? Se ci fossi stato io avrei dato la mia vita. Tu dici questo, tu avresti dato la tua vita, proprio tu. Ma dove sei quando menti? Dove sei quando imbrogli? E dove sei quando distruggi la sua creazione? E agostino quando te ne sei andato facendo cadere la colpa del tuo reato su un'altra persona. Se ora tu sei qui è perché quell'uomo di cui porti il nome è morto per salvare chi l'aveva ucciso, chi l'aveva lasciato solo, chi l'aveva messo in croce, ed è morto per salvare anche te. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: Ha tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiamo messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E inchinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro e lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra, e il sudario che era stato sul capo di Gesù non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo
lei e tutto guarda e l'amore lascia il tuo cuore, la speranza lui giorno fornisce e a fede che abbraccia un farino, sull'amore che la cresce, cade una sera. Sai chi è Giovanni là. E sapessi, Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, dove rivela quello che succede all'uomo se non si ravvede. No, non avevi paura, anzi non è un libro di paura, ma è un libro che ti dà la possibilità e la certezza della vita eterna. Però se tu oggi accetti di farlo diventare tuo personale salvatore e di amarlo e di scusarti per la tua vita peccatrice che hai avuto, tu sei pronto a fare questo? Vai, che io non ti fermerò, corri! Bella cosa sarà campato mare, senza paura, pieno di mare, senza più piante, senza magia. Che bella cosa sarà campato con Dio. Questa certezza sicura in te, una speranza cosa che tu pensa sopravvivere e la vita luce stessa, tutta creazione, canta la parola, ma giochiamo. Non c'è peccato, non è tutto e l'uomo parla di noi. E che se vita, avera vita, tutto passato, non c'è sta più. Per tutto sarà l'amore, capisce cuore e sa cantare. Non c'è più notte annunciato Signore, la gente canta senza timore, calma e tranquilla, senza murmurire, tutta felice che sta. D'amore, più forte
Quando stai da malattia, quando tutto della scuola, vuoi aspettare sul la morte e non sai più come andrà. Adesso Gesù sto scura, tutto una paura e ti sienta sulla italiana però se tu ci credi anch'io Gesù trasito io dottore caso visto possa non e si ridovertiera la tristezza cansare o stai solo che ci guaia così come amare si va scelto signore caratterico salvatore tu puoi aiutatoia certamente cambierà riconosceremo degli auguri sconsolati e da chi non c'ha più vi raccogliere di Gesù non dava lì non vedo momento Gesù da sempre fanno così non dava lì non vedo momento Gesù da sempre fanno così. Salvatore, Salvatore, ora hai capito che sei importante per me e che la tua vita è costata la mia vita. A che parlava?
che sono che ci fatto? E non ci fatto mai a così io vera. Ma signore, e ma non tutte quelle che ci fatto in vita mia, essere da dietro. E il Signore non sa che tu stai parlando. E ti voglio ringraziare perché mi fate capire tante cose. Perché sei morto per me non partire la croce, ti sei buttato i peccati di tutto quanto e pure mia. E perché se ti voglio ringraziare? Perché finalmente mi sono tornato con te. Sono tornato con te, tutto la sapere, insieme a te voglio stare, tutto la per strade, per case, giardina, stabilizia la perché una notizia d'amore, capo della cielo, Signore canta. Gesù, tu da me, perché Gesù da me, e perché s'amore, hai deciso cada, ti canto di ora. Felicità, quando tornare con te, tutto va sapere, insieme a te voglio stare, tutto va curare, per strade, per case, giardina, stabilizia la Signore canta. Gesù, ma perdona perché non sapeva perché e benedizione ogni giorno fare. Ogni giorno la sottornata tutto la sapere, insieme a te voglio stare, tutto la curare, strade, per case, giardina, stabilizia perché la notizia d'amore cavura la cielo Signore canta. Guardate, ci monto tutte cose, metto tutte cose come Signore e queste sono per te. Da oggi si campa onestamente, da oggi si cambia. Allora,
Speriamo che la parola del Signore che è stata predicata attraverso questa recita possa aver parlato ai vostri cuori. Prima di lasciarci e prendere un dolcetto e una cioccolata, dobbiamo ringraziare il Signore per questa bella serata. Signore Padre Celeste, ancora sentiamo questa necessità di venire alla tua presenza per lodare il tuo nome. Vogliamo ringraziarti di come tu hai condotto questa serata e della tua presenza in mezzo a noi, Signore. Grazie per tutti gli ospiti che sono qui presenti stasera e che tu hai parlato ai loro cuori, Signore. Benedici la tua Chiesa e ciascuno di noi nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Signore ci benedica, potete accomodarvi lì per prendere la tazza di cioccolata e un dolcino. Buonasera.